Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo di Marineo per la seconda giornata di Under 14 giovanissimi regionale Girone C, che vedrà sfidarsi TF Club contro il Città di Marineo. Gara in via del tutto eccezionale, giocata a Marineo a causa di lavori di ristrutturazione nell'impianto di Palermo. Nel frattempo abbiamo il tempo di leggere le due formazioni titolari delle due squadre. Per l'ATF abbiamo tra i titolari Geraci Francesco, Ficarotta Enrico, Cacioppo Diego, Avella Cristian, Guglielmo Gabriele Feli, Zacco Jacopo, Guercio Gabriel, Genovese Stefano, Arcoraci Alessandro, Miceli Francesco, Abate Andrea. A disposizione Barresi Massimiliano, Cavallaro Fabrizio, Mazzotta Itan, Argano Claudio, Mandalari Salvatore, Boncore Marcello, Arcoleo Andrea, Luca Di Pietra Antonio, Milicia Alessio, Argano Claudio. Mentre per quanto riguarda il Città di Marineo abbiamo come titolari Puccio Cristian, Mastro Paolo Alex Natale, Licastri Giuseppe Maria, Muratore Gabriele, Calandra Francesco, Rondello Samuel, Badagliacca Luca, Ingui Danilo, Sorrentino Pietro, Sciarabba Francesco, Savoncelli Michele. Mentre a disposizione Cannella Matteo, Follari Giovanni, La Corte Manfredi, Alario Mirko, D'Amico Alessandro, Raineri Mattia. Tutto pronto per l'inizio del match, si attende solo il fischio del direttore di gara per poter cominciare. Fischio d'inizio che arriva adesso ed è primo possesso Athletic, che prova subito con un lancio lungo immediatamente respinto dal Città di Marineo, che prova a proporsi in maniera offensiva. Lotta di possesso, tentato nuovamente il lancio lungo, ancora una volta intercettato dal Città di Marineo. Messa laterale in favore della squadra di casa. Tentativo finisce però facile tra le braccia di Puccio, e subito opta per il lancio lungo per i compagni in zona avanzata. Errore nel passaggio e pallone nuovamente in mano al Città di Marineo, che può provare a correre sulla fascia sinistra. Viene recuperato il pallone però dall'Athletic, nuovamente messo in zona offensiva. Pallone che però rotola in fallo laterale in favore della squadra ospite. Messa battuta, pallone che prova a venire allontanato e in seguito viene effettivamente allontanato dalla difesa del TF, che prova a ripartire, tentativo però letto bene dalle linee difensive del Marineo, ma ancora possesso TF, che può provare a scattare
sulla fascia destra, tentativo sedato, ma rimessa per il TF. Pallone che finisce sicuro tra le braccia di Puccio, che si affida al compagno più prossimo. Recuperato un pallone interessante dal TF in zona pericolosa. Tiro da fuori area che sfiora il gol del vantaggio. TF ad un soffio dallo sbloccare il match. Rimessa subito battuta. Lotta di possesso tra le due squadre, ma pallone che termina in rimessa laterale. Ancora un'altra rimessa in favore dell'ATF che lancia per il compagno in area, che prova a girarsi, il tiro, altra grande occasione per l'ATF, molto attenta però la difesa del Marineo che sventa questo tentativo offensivo da parte della squadra di casa. Sarà comunque calcio d'angolo in favore dell'ATF. Calcio d'angolo battuto, pallone in aria, ancora pallone in aria, quindi pericolo per il Marineo. Pallone che viene però poi allontanato ma che finisce comunque in mano al TF. Ancora possesso TF che si prende più tempo per costruire la manovra. TF prova per vie centrali, viene però fermato fallosamente. Secondo il direttore di gara sarà punizione per il TF. Punizione per la TF, tutti i compagni in zona avanzata, via anche il direttore di gara, arriva, lancio lungo, però finisce troppo alto, sarà dunque rimessa dal fondo per il Marineo. Rimessa laterale subito battuta dal TF, che però perde il pericoloso pallone subito, però ci mette una pezza. Ancora possesso TF. Prova la squadra di casa a appoggiarsi sulla fascia sinistra. Pallone che però rotola in rimessa laterale. Pallone allontanato. Attenzione per il Città di Marineo che non molla. Ancora però possesso TF.
che prova il passaggio centrale che viene deviato, ma comunque risulta pericoloso. Esce però tranquillamente tra le mani di Puccio, che opta per il lancio lungo per i compagni in zona avanzata. Pallone però nuovamente recuperato dal TF. Altro tentativo d'attacco sedato e pallone nuovamente allontanato nell'altra metà campo. Fase di studio, questi primi 8 minuti del match tra le due squadre. Una sola grande occasione per il TF che ha preso una traversa da fuori area, ma per il resto nessuna particolare occasione per le due squadre. Ecco che arriva una possibilità per il Marineo, che può provare il tiro, un tuffo però ci mette una pezza Geraci, che invita tutti i compagni a salire. Si affida anche lui al lancio lungo per cercare i compagni in zona avanzata. Lancio lungo intercettato dal Marineo. Possesso però del TF. Ancora possesso del TF. Pallone pericoloso in zona d'attacco. Geraci però tranquillamente recupera e fa respirare la propria squadra. Si prepara nuovamente per il lancio lungo. Col suo completino figura stiamo facendo. Ancora con lo siamo quindi rimessa laterale in favore del Marineo. Altra rimessa laterale in favore del Marineo. senza colore. Terza rimessa laterale per il Marineo. Lancio lungo a cercare i compagni in zona avanzata. Ci mette però una pezza la difesa dell'ATF, che accompagna il pallone tra le braccia del portiere e può di nuovo provare a ripartire l'ATF. Pallone ancora una volta tra le braccia di Geraci. Lancio lungo calibrato male, pallone che però continua a essere in possesso dell'ATF. Lotta per il possesso, fischia però il direttore di gara una punizione in favore della squadra di casa. Ricordiamo che TF Marineo si sta comunque disputando a Marineo, nonostante la squadra di casa dovrebbe essere il TF, a causa di lavori di ristrutturazione nell'impianto sportivo di Palermo. Frattempo possesso del TF che prova ancora una volta a rendersi pericoloso là davanti. Molto attenta però la difesa del Marineo finora. Rimane però a terra un giocatore dell'ATF. Prosegue però il gioco. Pallone tra le braccia di Puccio e lancia lungo per i compagni. Lancio lungo disinnescato però dall'ATF che prova a ripartire. Pallone che viene spedito. Rimessa laterale in favore del Marineo, subito battuta, errore però da parte della squadra bianconera, pallone ceduto ai nerosa.
primo tempo bene, il secondo tempo poi ci si gioca, quindi forza che certe non fanno niente. Dopo non giocare a calcio. Penso che può aspettare. Lotta di possesso tra le due squadre, prova il TF a rendersi pericoloso. Possesso Marineo che prova a lanciare per i compagni in zona avanzata. Non interessante per la TF. Guardaline, svegliati! Che sta dormendo? Aspetta, sei già va. Subito, dai! Possesso TF, ma attenzione, palla interessante per il Marineo. Volontario, gioca! Involontario, gioca! Attenzione, prova a costruire il TF. Lancio lungo a cercare i compagni in zona avanzata, intercettato e letto bene dalla difesa del Marineo. Interrompe tutto però il direttore di gara. Fuori gioco sarà punizione per il Marineo. Lotta per il lancio lungo. Messa laterale in favore del Marineo. Prova a lanciare in mezzo. Pallone pericoloso. Però scorre, ma rimane in possesso del Marineo che può provare a mettere un interessante pallone in mezzo. Salva Geraci in tuffo. E può provare a ripartire la TF. Gioco interrotto nel frattempo. Scontro di gioco che ha coinvolto il portiere dell'ATF, nulla di grave fortunatamente sembrerebbe. Il gioco riparte proprio da Geraci. Che chiede ai compagni di avanzare. Nel frattempo 16° minuto di gioco all'impianto sportivo Biagio Conte di Marineo. 0-0 il risultato tra le due squadre. Un primo tempo di studio tra le due formazioni, dove però non sono mancate le occasioni per sbloccare i risultati. Interrompe il gioco il direttore di gara. Sarà punizione in favore del Marineo. Vai Luca!
Gioco ancora fermo, si aspetta l'ok del direttore di gara per poter battere. Ok che arriva in questo momento. Lancio lungo a cercare i compagni in avanti, intercettato però dalla TF che può provare a ripartire. Tentativo sulla fascia sinistra disinnescato però dall'attenta difesa del Marineo, che concede però una rimessa laterale alla squadra di casa. Vai Luca, dai! Lancio interessante per il Città di Marineo, che può provare e riesce effettivamente a costruire sulla fascia destra, non riuscendo però a mettere bene in mezzo il pallone, che finisce facile tra le braccia di Geraci, che invita ancora una volta i suoi compagni ad avanzare. Lancio lungo calibrato non perfettamente, pallone che però comunque rimane in possesso della TF. Vai, guarda lui! Errore che può costare caro, ma ci mette subito una pezza la TF. Angolo! E dove un gitolo del genere dici che questo Calcio d'angolo in favore del Marineo. Grande occasione, il pallone però scorre sopra le teste di tutti i giocatori. Si riparte con una rimessa laterale in favore della TF. Ancora pallone interessante per il Marineo, che prova a servire il compagno in mezzo. Lotta tra le due squadre per il possesso del pallone. Punizione in zona certamente interessante per il Marineo. Più avanti, Matti! Il punto di battuta a Raineri Mattia. Batte Raineri. Voleva puntare dritto in porta, non riesce però a trovare lo specchio della porta, palla che finisce troppo alta. Sarà dunque rimessa dal fondo per Geraci, che si affida questa volta però al compagno più prossimo. Messa laterale subito battuta dal Marineo, che prova a prendere alla sprovvista gli avversari. Pallone interessante in mezzo. Prova il Marineo in più occasioni a trovare lo specchio della porta. Pallone sempre murato dall'attenta difesa del TF, che può provare a ripartire sulla fascia sinistra questa volta. Manovra temporaneamente fermata. Rimessa laterale in favore della TF, che subito batte, ma che cede il pallone alla squadra avversaria. Pallone interessante in zona offensiva per la TF.
Pallone però che finisce fuori e si trasforma in una rimessa laterale in favore del Marineo. Prova a mantenere il pallone nella metà campo del Marineo l'ATF. Cercando di sbloccare il match il prima possibile in modo da poter andare in spogliatoio con un risultato favorevole. Attenzione, pallone interessante per l'ATF. Però viene allontanato dal Marineo, ma ancora possesso TF in zona interessante. Lotta di possesso tra le due squadre a centrocampo. Non è intanto. Prima chiamarla per il commissario, ora chiamiamo pure. Prova a allontanare il Marineo, era un po' imprecisa, viene regalata una rimessa laterale agli avversari. Rimessa subito battuta. Incomprensione però tra i due giocatori dell'ATF. Nuovamente rimessa laterale, questa volta però in favore del Marineo. Fare foto a Danilo. Io voglio vedere quanto è. Io voglio vedere Prova a lanciare il Marineo. No, lo feci. Pallone però allontanato da Geraci. Ancora una volta possesso TF. Lotta il numero 11 del Marineo. Anche stavolta tentativo disinnescato dall'attenta difesa dell'ATF. Pallone in mezzo interessante, che però finisce sicuramente tra le braccia di Geraci. Ancora lotta di possesso tra le due squadre. Facciamo tirare. Punizione per la TF. Nel frattempo 26esimo minuto di gioco, ancora il risultato sullo 0-0, ma grande occasione per la TF. Pallone prima respinto con i pugni da Puccio e poi scaraventato fuori al campo. Pallone che termina in rimessa dal fondo. Errore difensivo da parte del Marineo, grande occasione per la TF, occasione però sprecata, pallone allontanato però in fallo laterale sempre in favore della squadra di casa, che prova a lanciare subito per i compagni.
Ancora possesso TF, che prova a costruire sulla fascia destra. Tentativo di servire il compagno in mezzo, si trasforma in un fallo laterale in favore della TF. Altra rimessa laterale per la TF. Saliamo! Ancora possesso TF. Vai Dani, vai Dani! Altra rimessa laterale per il Nero Rosa. Facciamo tirare! Pallone calibrato male. Il numero 8 genovese. No! Rimessa laterale per i bianconeri. Nel frattempo gioco interrotto. Esce Dolorante, uno dei giocatori dell'ATF. Nel frattempo entra il numero 17 Boncore Marcello. Gioco che riprende dalla rimessa laterale in favore del Marineo, che cede il pallone agli avversari. Nel frattempo 30° minuto di gioco, mancano 5 minuti al termine dei minuti regolamentari. Pallone allontanato. Grande occasione per il Marineo. Il numero 11 che lotta sul pallone. Tutto regolare per il direttore di gara, ma ancora possesso del Marineo, che prova a servire i compagni in mezzo. Grande rischio, non riesce ad allontanare il pallone Geraci. Ancora pallone pericoloso per il Marineo. Attimi certamente di rischio per la TF. Ancora possesso Marineo. Pallone recuperato dalla TF, che prova a scattare sulla fascia sinistra. Cristian, va in porta, Cristian! Cristian, in porta! Possesso per la TF. Che prova a costruire la manovra. Tentativo di servire il compagno in mezzo, che però finisce facile tra le braccia di Puccio, che opta per il lancio lungo per i compagni. Pallone però recuperato tranquillamente la difesa del TF, che prova a servire nuovamente i compagni in zona avanzata.
Continua a lottare sul pallone la TF. Pallone servito in mezzo, nessuno però dei compagni era presente in area. Appunto prova a ripartire il Marineo. Pallone che termina fuori. Dopo mezz'ora, Deciditi, Giova. hai visto il replay? Giova, sta a decidere però. Sta giocando voi. Arbitro! Il VAR non funziona. Tempo rimessa laterale in favore del TF. Una faccia. Alex, faccio un gol, Alex. Punizione in favore del Marineo. Tutti i compagni avanzano. Fa gol, Alex. FIFA è nel carrello. Nel frattempo 34esimo minuto di gioco. Si aspetta il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. All'arbitro è tuo cugino. Attimi di discussione tra la panchina del Marineo e il direttore di gara. Arriva però adesso il via da parte del direttore di gara, lancio lungo a cercare i compagni in zona avanzata, intercettato subito dalla TF che prova a ripartire. Lancio lungo disinnescato dall'attenta difesa del Marineo che allontana il pallone. Nel frattempo 35esimo minuto di gara, staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati al direttore di gara. Duplice fischio, le due squadre vanno sullo 0-0 negli spogliatoi. Oh, Giova, mi raccomando. Alla partita, Giova. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende ancora un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché io è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos
successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ho potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, che se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello, che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere, perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto, perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartevano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se
quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine Quasi tutto pronto per il secondo tempo di TF Club Oratorio Marineo, risultato fermo sullo 0-0 nel primo tempo, si aspetta soltanto il via del direttore di gara per poter iniziare.
Siete testimoni. È vero, non ho capito cos'è. Cioè, o meglio, per cosa l'hai comprato. La forte. Ah. La lavatura tu c'ho. Via del direttore di gara che arriva adesso e può iniziare il secondo tempo di TF Club Marineo. Prova subito a rendersi pericoloso il Marineo. Pallone allontanato però dal TF, che può provare a proporsi in avanti. Rimessa laterale in favore dei Nero Rosa, che si prendono del tempo prima di battere e poi provano a servire il compagno più lontano. Pallone che viene nuovamente allontanato, una rimessa laterale in loro favore. Ancora possesso TF. Pallone recuperato dal Marineo che prova a lanciare lungo per i compagni in zona avanzata. Calibrato male però il lancio. Vai Rondello! Dai, che gliela prendi! Pallone interessante recuperato dal Marineo. Ci mette subito una pezza la difesa del TF. Vai Mattia! Vai Luca, Alex, vai, vai! Rimessa laterale in favore del Marineo. Dai, Si deve ribattere per il direttore di gara. Cambio rimessa in favore del TF. Ancora rimessa laterale in favore del TF. Andiamo avanti. Fallo in attacco commesso dalla TF, sarà punizione per il Marineo. Il Marineo per il lancio lungo, pallone pericoloso in aria, rimane in mano al Marineo il pallone, cerca però una pezza la TF, batte subito la rimessa laterale il Marineo, cambio rimessa per il direttore di gara. Arbitro, cambio! Lotta di possesso nella metà campo della TF. Recupera il pallone della TF e può provare a ripartire. Servito sulla sinistra il numero 10 che prova il tiro. Calibrato troppo centrale, troppo debole. Facile tra le braccia di Puccio che allontana.
recuperato in maniera regolare secondo il direttore di gara l'ATF, che prova di nuovo a proporsi in avanti. Lancio lungo sulla fascia destra per il numero 11, che può provare a mettere in mezzo. Ha chiesto un cambio nel frattempo per il Marineo. Esce il numero 22 La Corte Manfredi ed entra il numero 15 Muratore Gabriele. Nel frattempo si ripartirà da un corner in favore dell'ATF. Entra nel frattempo per l'ATF il numero 15 Argano Claudio. Sul punto di battuta del corner l'ATF. Dà il via l'arbitro. Pallone che finisce in mezzo. Tentativo di spizzata che però non trova lo specchio della porta. Tentativo di ripartenza da parte del Marineo. Continua a lottare sul pallone. Rischia la punizione il direttore di gara. Sarà punizione per il Marineo. Non concesso il vantaggio dal direttore di gara. Si mette sul punto di battuta il numero 8 Ingui Danilo. Attimi di tensione. Prova a ristabilire la tranquillità il direttore di gara. Vai Luca! Prendi bene la rincorsa, va! Sempre sul punto di battuta Ingui Danilo. Dà il via al direttore di gara. Pallone che sbatte però. Tentativo di tiro da parte del Marineo, murato però da Geraci. Grande occasione del numero 11 Sciarabba Francesco. Ci ha messo sicuramente una pezza Geraci. Adesso prova a ripartire l'ATF. Bravo portiere, bravo! Portiere, passa con noi!
Nel frattempo altro cambio in casa Marineo. Ad entrare il numero 9 Licastri Giuseppe Maria. Esce invece il numero 11 Sciarabba Francesco. Si riparte da una rimessa laterale in favore del Marineo. Lo stesso TF che prova a costruire, ma palla nuovamente recuperata dal Marineo, che lotta sul pallone. Ora nel controllo, ma ancora palla in mano al Marineo, che può provare a costruire la manovra. Attimi di tensione sicuramente per la TF. Nel frattempo l'arbitro fischia punizione per una trattenuta in favore del Marineo. Nel frattempo 46esimo minuto di gioco, risultato sempre sullo 0-0 tra TF e Oratorio Marineo. Si aspetta il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. Via che arriva in questo momento, pallone scodellato in mezzo che finisce però per diventare un tiro, allontanato ancora una volta da Geraci. Il pallone stavolta però calcio d'angolo in favore del Marineo. Sul punto di battuta Raineri Mattia. Pallone ancora una volta allontanato in calcio d'angolo. Contestazioni sulla decisione arbitrale dell'arbitro. La palla effettivamente sembrava in calcio d'angolo, ma per il direttore di gara è una rimessa dal fondo in favore di Geraci. Lancio lungo della TF, pallone recuperato però dal Marineo. Lotta tra le due squadre a centrocampo per il possesso del pallone. Prova a ripartire la TF. Fermato duramente, però tutto regolare per il direttore di gara. Attimi di tensione legati alle decisioni arbitrali. Nel frattempo grande occasione per sbloccare il match. Ancora possesso per la TF, che può provare a rendersi pericolosa. Si guadagna però il calcio d'angolo la squadra di casa. Calcio d'angolo per la TF.
Corner battuto, grande rischio, pallone però allontanato, ma ancora in mano al TF che può provare e prova il tiro che finisce in rete. Gol per la TF, sbloccato il risultato. 1-0 a Marineo in favore della TF. Ragazzi, che non è finita, vai! Oh, c'è tempo, dai! Forza! Sei un piede! A sbloccare il match il numero 13 Cavallaro Fabrizio. Prova subito a ripartire il Marineo. Rimessa laterale in favore del Marineo. Ancora rimessa laterale per il Marineo, prova a rendersi subito pericoloso in zona d'attacco. Ancora un altro pallone allontanato in tuffo da Geraci. Grande prestazione da parte del portiere della TF. Nel frattempo il Marineo guadagna un prezioso calcio d'angolo che potrebbe aiutarlo a riportare in parità il match. Nel frattempo finisce a terra in aria. Attimo di scontro in campo tra le due squadre. Iniziano a scaldare gli animi in campo. Cerca di ristabilire la calma il direttore di gara. Situazione certamente non facile, gli animi sono molto caldi, specie a seguito del gol del vantaggio della TF. Riprende il match, pallone scodellato in mezzo, sfiorato il gol del pari. Grande scossone per il Marineo che certamente ha molta fretta nel recuperare il match. Nel frattempo altro cambio in casa del Marineo, entra il numero 3 Alario Mirko. Si ripartirà comunque da una rimessa dal fondo in favore della TF. È passato un minuto! Opta per il lancio lungo Geraci. Pallone allontanato in rimessa laterale al Marineo. Prova a ripartire subito il TF.
Perdono tempo, arbitro! Perdono tempo! Mica che fa, giochiamo oppure? Vola il primo giallo del match, nel frattempo per il Marineo. Nel frattempo sul punto di battuta il numero 5 Guglielmo Gabriele Feli. L'arbitro che ha perduto tempo a quanto capisce comunque. Dato il lancio lungo in mezzo. Pallone che però finisce facile tra le braccia di Puccio. Che opta a sua volta per il lancio lungo per i compagni in zona avanzata. Per provare a ripartire il Marineo. Iniziano a scaldarsi gli animi anche sugli spalti. Ancora possesso Marineo che può provare a ripartire sulla fascia destra. Buona lettura da parte della TF. Recupera il pallone e disinnesca il tentativo d'attacco, ma insiste il Marineo. Partita accesissima. Recupera nuovamente il pallone il Marineo. Altra buona lettura da parte della TF. No, dove è lui? Nel mezzo si dà sta mano. Ancora possesso TF. Punizione in favore della TF. Tutti però! Tutti li devi fischiare! Ma ci fischia che io sotto il resto della fischia, però io fischia tutto al fischio. Anche a panna il rondello o vicino là. Tempo! Stanno cambiando! Che hanno ricorso al commissario! Siete forti! Arriva un cambio nel frattempo in casa del TF, entra il numero 18 Arculeo Andrea. Sul punto di battuta nel frattempo il numero 4 Avella Cristian. Lancio lungo. Prova però soltanto la difesa del Marineo. Prova a ripartire. Lancio lungo per i compagni. In zona avanzata. Pallone allontanato in rimessa laterale. Non saltare. Lo stesso pallone messo in mezzo. Pallone sicuramente interessante per il Marineo. Ha mancato però lo specchio della porta. Messa dal fondo in favore della TF. Messa dal fondo battuta lunga alla TF. Vai Gabriele, non mollare. Lotta di possesso a centrocampo alla meglio la TF che continua a scattare sulla fascia sinistra. Messa laterale per il Marineo che prova a ripartire togliendo di sorpresa gli avversari. Possesso per il Marineo che prova a ripartire questa volta però sulla fascia sinistra. Recupero importantissimo per il TF che può provare a mettere in mezzo, pallone che però rotola sul fondo. Rimane momentaneamente a terra uno dei giocatori della TF, si rialza però non sembra essere nulla di grave, tutto regolare tra l'altro per il direttore di gara.
Nel frattempo ci si avvicina al 60° minuto di gioco. Corner in favore della TF. Corner che viene battuto, troppo corto, ma ancora pallone interessante per la TF. Fallo però commesso in aria in attacco, sarà punizione per il Marineo. Lo stesso Marineo. Pigliala Peppe, tu Riccio! Tu va a pigliare la palla, tu non una pallone. Guarda che bianca, è bianca! Devi svegliare, arbitro! Rimessa laterale in favore del Marineo. Lotta sul pallone. Recupera la TF, ma ancora una volta recupero del Marineo. Altra rimessa laterale per la squadra bianconera. Lancia lungo il Marineo in area. Pallone che prova a cercare lo specchio della porta, viene però allontanato. Ancora però possesso Marineo sulla fascia sinistra. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Pallone che finisce in rimessa laterale. Rimessa laterale in favore della TF. Tentativo di ripartenza della TF, subito disinnescato dal Marineo che può provare a rendersi pericoloso in area offensiva. Rischiata punizione dall'arbitro in favore della TF. Nel frattempo quasi 63esimo minuto di gioco. L'impianto sportivo Biagio Conte di Marineo, 1-0 il risultato per ora. Del numero 13 Cavallaro Fabrizio. Lancia lungo Geraci. Lotta di possesso a centrocampo alla meglio il Marineo. Prova a ripartire la TF sulla fascia sinistra. Prova ad allontanare il Marineo. Può lanciare per i compagni in zona avanzata, non trova nessuno però. Grande occasione per il Marineo. Mancato lo specchio della porta ancora una volta. Il numero 45 Rondello Samuel. Risultato che dunque rimane sull'1-0. Rimessa dal fondo, ancora una volta per la TF. Lancia lungo Geraci. Bisogna saltare con la testa, ragazzi! Mettila dentro! Mettila dentro! Accenditi! Nel frattempo punizione per il Marineo in zona sicuramente interessante, avanzano tutti i compagni.
Quasi 65esimo minuto di gioco. Entra Dani! Batte il Marineo a cercare gente in mezzo all'area. Continua a lottare, recupera però il pallone l'ATF che prova in qualche modo a ripartire sulla fascia sinistra. State calmi! Messa laterale in favore dell'ATF. Dai! Palla nuovamente recuperata il Marineo. Un intervento falloso per l'arbitro, il gioco prosegue. Ancora possesso TF che prova a ripartire. Tentativo disinnescato dal Marineo, che vuole certamente sfruttare questi ultimi minuti di giochi per quantomeno agguantare il pari. Ancora possesso TF. Lotta sul pallone del Marineo. Mattia, forza! Azione Dani, fischiata Dani! dall'arbitro. Cartellino, arbitro! Punizione in favore del Marineo. 66esimo minuto di gioco. Oh, ma che turno cos'è? Punizione che poi diventa invece a favore dell'ATF. Grande confusione in campo. Grandissima confusione in campo. L'ATF fa il 2-0. Protesta chiaramente tutto il Marineo. Ma nel frattempo è 2-0 per l'ATF a segnare il numero 11 Abate Andrea. Danilo, dacci un boffe! Arbitro venduto! Arbitro scarso. Anche i picciolini! Allora scarso! Arbitro venduto! Bianco e poi battere il Attimi sicuramente di grande nervosismo. Era inizialmente stata data punizione al Marineo, poi all'ultimo minuto c'è stato un cambio decisionale prendendo completamente alla sprovvista la squadra bianconera. Arbitro, sei un indegno! Arbitro, sei daltonico! Ma io non capivo perché Non sei in diretta. E poi si può vedere. Si aspetta il via del direttore di gara che arriva adesso. Riprende il match 2-0 il risultato all'impianto sportivo Biagio Conte di Marineo in favore dell'ATF. Lontana in fallo laterale l'oratorio Marineo. Ormai mancano gli ultimi minuti della gara. Non devi saltare! Piedi a terra! Lotta di possesso tra le due squadre. Pallone nuovamente in mano all'ATF.
Bravo Matteo! Usa la testa Matteo! Usa la Stesso testa! Marineo che prova a ripartire, tentativo sedato dalla TF. Ancora una volta rimessa laterale per il Marineo. Sei daltonico sei! Nel tempo grande nervosismo, soprattutto Vergogna! a seguito del gol del 2-0, specialmente dagli spalti. 70° minuto di gioco, nel frattempo termine dei minuti regolamentari. Staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero affidati all'arbitro. Nel frattempo ancora possesso TF, fermato duramente, tornano a scaldarsi gli animi in campo. Vola un altro cartellino giallo. Vergognoso sei! Fatti a fatti portare! A Bischero! Termina nel frattempo il primo minuto di recupero. Punizione in zona interessante per la TF. Venduto! Venduto! Chiaro, sai, se la mettere davanti a buttare tu. Punizione per la TF battuta. Attento però Puccio. Allontana con le mani. Prova a ripartire il Marineo. Pallone nuovamente recuperato dalla TF. Si affida alla fascia destra. Per provare a buttare in mezzo il pallone. Pallone che manca completamente lo specchio della porta e termina fuori. Se facciamo le cose al contrario è calcio d'angolo, arbitro! Arriva un cambio nel frattempo in casa TF. Probabilmente l'ultimo del match. Arbitro a Bischero! Terminano anche il secondo minuto di recupero. Nel frattempo rimane a terra un giocatore della TF. Continua a scorrere il cronometro, quasi terzo minuto di recupero concluso. Riprende il gioco. Messa al fondo calibrata molto male. Pallone regalato alla TF. Mischia sei buffanata, arbitro! E sei un cretino! Bravo! Più forza Matteo! Ancora lotta di possesso tra le due squadre. Continua a lottare il Marineo. Scatta il Marineo sulla fascia sinistra. Pallone però allontanato dalla TF in fallo laterale. Lotta ancora sul pallone il Marineo. Pallone riottenuto dalla TF. Ancora possesso Marineo. Scontri di possesso tra le due squadre. Nel frattempo termina anche il quarto minuto di recupero. Triplice fischio, termina sul risultato di 2-0 il match tra TF Club e Oratorio Marineo.